Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un piatto tipico pasquale ed in particolare napoletano, il casatiello. Differenza fra casatiello e tortano? Semplice. Il casatiello ha all'interno l'uovo sodo e sopra le uova a guarnizione, mentre il tortano non ha né le uova esterne né l'uovo all'interno e l'impasto è leggermente diverso. Fatta questa spiegazione, io vi lascio alla ricetta, incominciando dagli ingredienti e poi continuiamo con la preparazione. Per gli ingredienti ci serviranno 250 g di acqua, 500 g di farina tipo 1 o Manitoba, 85 g di olio, potete mettere un olio leggero di oliva o potete fare metà di semi un mais e metà di oliva, un buon olio di oliva. Quindi in totale 85 g di olio, 45 g di strutto, oppure potete mettere tutto olio, quindi 130 g di olio, o tutto strutto, 130 g di strutto, 15 g di sale e un mezzo cucchiaino di zucchero. Per quanto riguarda il lievito, mettiamo 5 g di lievito di birra secco, oppure potete mettere 15 g di quello fresco. Se volete accelerare un po' la vostra lievitazione, mettete 7 g di quello secco e 21 di quello fresco. Per il ripieno ci serviranno 50 g di mortadella tagliata come vedete a pezzi, quindi una mortadella non tagliata sottile. Poi ci serviranno 70 g di prosciutto cotto, 100 g di pancetta o capicollo, scegliete voi. Poi abbiamo 100 g di salame e 100 g di provolone piccante. Chiaramente io vi ho dato un'indicazione, poi se volete riempirli di più, riempiti di più, se volete riempirlo di meno, scegliete voi, questa è giusto un'indicazione. Poi ci servirà un uovo sodo, pecorino e parmigiano che dovranno essere grattugiati, ne mettiamo un cucchiaio di pecorino ma abbondante, quasi 2, e solo un cucchiaio di parmigiano. E poi ci servirà del pepe, se lo volete mettere lo mettete, ci vuole. La prima cosa che dobbiamo fare, io già l'ho fatta, è prendere il nostro lievito, sbriciolarlo nella nostra dotazione di acqua, quindi in questo caso sono 250 g di acqua, e mettiamo 3 cucchiai della nostra farina in dotazione. Giriamo velocemente e lasciamo così per un 30 minuti, coperto da pellicola. Per prima cosa setacciamo la nostra farina. Questo per areggiarla, se casomai ci sono delle imperfezioni. È chiaro che se usate ad esempio una farina integrale ci sarà, non so, della crusca, insomma, tutto quello che la farina integrale contiene. E in quel caso, una volta controllato che non ci sia qualcosa di estraneo, e allora rimettiamo tutta la parte cruscale. Ecco, vedete, in questa farina ad esempio c'è un po' di crusca che io rimetto perché è importante, ci fa capire che questa farina, che è una farina 1 nel mio caso, ha una parte ancora conservata di quella che è la crusca. E poi, a parte questo, arieggiamo, gli diamo aria, la rendiamo più leggera. Per lavorare il nostro impasto, una volta sulla spianatoia, conserviamoci un po' della farina del nostro impasto, quindi di quella in dotazione. Abbiamo 500 g di farina, conserviamocene un poco, almeno 2-3 cucchiai per lavorare, così non aggiungiamo altra farina al nostro impasto. Adesso
mettiamo nella nostra farina il nostro prefermento, cominciamo a mescolare. Per adesso lavoriamo nella ciotola. Ok, mettiamolo tutto, mi raccomando. Io metto anche il cucchiaino di zucchero. A cosa serve? Serve a arricchire un po' il nostro lievito, che in questo prefermento si è un po' impoverito. Messo tutto, ecco qua. Adesso cominciamo a girare. La farina setacciata ci evita anche di fare più facilmente dei grumi. Lavoriamocela un poco. Ora, stesso nel nostro contenitore del lievito, mettiamo proprio un goccino di acqua, proprio un goccino, e ci sciogliamo il nostro sale. Vedete, questa è la quantità di acqua, veramente poca. Sciogliamoci il nostro sale e lo mettiamo nel nostro impasto. Ecco qua. E ora dobbiamo andare di mani. Impastiamolo un po' così e poi ce lo mettiamo sulla nostra spianatoia o sul nostro piano di lavoro. Mettiamo un po' di farina sul nostro piano di lavoro, prendiamo il nostro impasto e adesso ce lo incominciamo a lavorare. Vi sembrerà un po' duro, ma è apparenza, perché poi dobbiamo mettere ancora l'olio e lo strutto. Quindi cominciamo a renderla più liscia e omogenea. Dopo averla lavorata all'incirca un 5 minuti, vedrete che è ancora un po' rugosa, è un po' dura, quindi noi facciamo in questo modo, quindi facciamo una pirlatura, ce la giriamo, ci mettiamo un po' di quella farina che avevamo in dotazione, che abbiamo preso dall'intero della nostra farina, quindi dai 500 grammi, e facciamo fare una puntatura, così si chiama, di 10 minuti e poi la riprendiamo. Sono passati i nostri 10 minuti e adesso, come vedete, è più morbido, più rilassato. Adesso ce lo dobbiamo rilavorare per altri 5 minuti. Vedrete che mano a mano incomincia a diventare sempre più liscio. Dopo 5 minuti ci facciamo un altro riposo, sempre di 10 minuti. Di farina sotto, riposino. Passati i nostri 10 minuti di riposo, guardate come si è ammorbidito e adesso ce lo finiamo di lavorare, perché dobbiamo farlo lievitare fino al raddoppio, molto più liscio, più omogeneo. Allargatelo un poco, ci siamo quasi. Chiaramente nella planetaria sarà tutto più veloce. Ok, io mi ritengo soddisfatta. Quindi adesso ci facciamo sempre la nostra palla, in questo modo. Ricordate di non mettere farina. Ci oliamo sempre con l'olio in dotazione la ciotola, in questo modo, ce lo mettiamo dentro e adesso deve raddoppiare, quindi pellicola, e deve stare in un posto caldo, anche nel forno spento con luce accesa, fino al raddoppio. Ci vorranno all'incirca un'ora e mezza, 2 ore.
il nostro impasto è bello lievitato, come vedete. Adesso ce lo mettiamo sul piano di lavoro, un po' di farina sempre, qui, quella che avevamo conservato, adesso è bello morbido, e adesso ci dobbiamo unire tutto l'olio e tutto lo strutto, oppure tutto strutto e tutto olio, scegliete voi. Ok, io incomincio con l'olio. Tutto questo deve essere fatto un po' alla volta. Quando si è assorbito il primo, ci mettiamo il secondo. Possiamo alternare anche con il nostro strutto. Eccolo qui. Un po' di strutto conserviamocelo, perché poi lo dovremmo mettere all'esterno. Diciamo una noce di strutto conserviamocela. Io metto sempre quel poco di farina in modo che aiuto a far assorbire anche l'olio. Ecco qui, assorbito tutto l'olio e lo strutto, tranne questa nocina di strutto. Adesso ce lo lavoriamo un poco, ricordiamoci che abbiamo sempre un po' di quella farina che avevamo conservato dall'impasto e che deve essere quindi incorporata. Un po' lasciamocela per stenderlo, perché adesso dobbiamo passare a stenderlo dopo un riposino di 10 minuti. Vedete? È bellissima. Ecco qui, quella ce la lasciamo per stenderlo. Ok. Adesso lavoriamocela per un altri 2-3 minuti. E adesso ce la mettiamo qui a riposare per 10 minuti coperta, così. Una volta che è riposato ce lo mettiamo sul piano di lavoro, ce lo allarghiamo. Io non uso il mattarello, preferisco farlo con le mani. Mettiamo un poco di farina al di sotto, sia da un lato che dall'altro, in questo modo. Ok. E adesso allarghiamocelo. Fatto il nostro rettangolo, incominciamo a mettere il nostro cucchiaio di parmigiano e poi ci mettiamo il nostro cucchiaio e mezzo di pecorino. Ecco qui. Adesso facciamo in questo modo. Qua lasciamoci il bordo un poco più libero. Io incomincio già a rotolare in questo modo. E continuo a mettere. Mettete anche un po' ai lati, perché poi ai lati lo chiuderemo. A questo punto dobbiamo metterci il nostro uovo. Quindi giusto a metà della nostra chiusura ci mettiamo l'uovo, come vedete è freddo e l'ho tagliato. E adesso finiamo di mettere il nostro ripieno. Chiudiamo. Chiudiamo i lati qui, così, in questo modo, vedete? Perfetto. E adesso prendiamo il nostro stampo. Passo un po' di strutto nel mio stampo e anche, visto che non voglio fare un buco troppo grande al centro, io metto un coppapasta piccolino e poi inserisco
in questo modo. Io prendo lo strutto che era rimasto e delicatamente glielo passo sopra. Ho lasciato un poco dell'impasto e ci faccio delle piccole striscette, perché poi dobbiamo mettere le nostre uova. Quindi facciamo in questo modo, prendiamo le nostre striscette e ce le mettiamo sopra. Io come uova ne metterò 2, non di più, ma gli andrebbero bene anche 3, tranquillamente. Ecco qui. E adesso deve lievitare. Lo facciamo lievitare come sempre in luogo riparato da correnti d'aria fino al raddoppio, deve crescere abbastanza. È cresciuto per 1 ora e mezza circa. Adesso ho acceso il forno a 180 gradi e una volta che è ben caldo lo mettiamo in forno per un 45-50 minuti. Controllatelo. Il nostro casatiello è pronto. A ricetta terminata, io vi auguro buon appetito e alla prossima ricetta. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un mi piace.